Ciao a tutti ragazzi, sono Roberto Mura dell'agenzia immobiliare Indomo e siamo qui oggi al Belvedere di Monte Orpino, questa bellissima cornice, a parlare di investimenti immobiliari. Oggi andiamo a trattare una tipologia di immobile presente nel mercato cagliaritano, specialmente nel centro storico, ovvero nei quattro quartieri matrice della città, Castello, Marina, Villanova e Stampace. Stiamo parlando appunto del monolocale. Quando noi andiamo a parlare di monolocale stiamo trattando di un immobile che perlomeno ha 28 metri quadri di superficie, perché proprio la normativa lo prevede. Immobili di meno di 20-28 metri quadri non sono classificabili come appartamenti di civile abitazione, ma fanno parte di altre tipologie, quindi sono studi oppure sono locali di sgombero, anche se spesso e volentieri sono adibiti a civile abitazione, quindi presentano comunque sia degli abusi edilizi. Quindi andiamo a vedere come prima caratteristica, quando noi andiamo a parlare di monolocali, che presentino perlomeno le caratteristiche normative per essere delle civili abitazioni, quindi minimo 28 metri quadri. Un'altra delle caratteristiche che dobbiamo vedere in prima battuta è quella dell'altezza, cioè l'immobile per essere una civile abitazione comunque deve avere un'altezza media di 2,70 m, quindi nelle camere, nella cucina, nel soggiorno, mentre può avere un'altezza di 2,40 m per i bagni e i corridoi. I monolocali sono degli immobili che ovviamente sono ricercati perché sono degli immobili spesso a volte a basso costo. Nel mercato cagliaritano questi immobili sono presenti per lo più a partire dai 70.000 euro. 70.000 euro se sono totalmente da ristrutturare, mentre si arriva fino ai 100.000 euro quando presentano delle buone finiture, quindi sono anche direttamente utilizzabili senza fare lavori particolari, se non una personalizzazione. Dobbiamo vedere innanzitutto che cosa dobbiamo farne di questo immobile, se noi dobbiamo utilizzarlo come abitazione principale oppure metterlo a reddito, quindi con locazioni di medio periodo o locazioni brevi. Normalmente i monolocali non si prestano a locazioni di lungo periodo proprio perché levato il bagno, si tratta comunque sia un bagno classico di 4 metri quadri, quindi vai a ridurre la superficie fino ai 24 metri quadri per un unico ambiente che prevede cucina, soggiorno, camera da letto, e quindi in pratica è molto difficile adibirlo a abitazione principale. Solitamente i monolocali sono ricercati come punti d'appoggio in città, quindi se io ad esempio non abito a Cagliari ma lavoro in città e quindi stacco magari all'ora di pranzo e voglio andare a mangiare a casa oppure fare un riposino, oppure magari vengo spesso nel fine settimana per lavoro o per svago, allora a quel punto può essere comunque sia un buon investimento, perché mi permette di raggiungere magari o il luogo di lavoro o di svago in brevissimo tempo e quindi di ritrovarmi in centro scendendo semplicemente le scale. Ehm, Normalmente per le locazioni vengono utilizzati come locazioni di medio periodo, quindi non con i classici contratti 4+4 o 3+2, ma con contratti di 6, 12 e massimo 18 mesi, quindi contratti transitori. Sono molto interessanti e comunque sono molto ricercati invece proprio per locazioni di brevi periodo, quindi come fossero delle camere d'albergo, per essere inseriti in piattaforme stile Airbnb e a quel punto, se sono curati in ogni dettaglio, ben rifiniti e in posizione interessante, allora a quel punto possono diventare delle vere e proprie macchine da guerra e garantire un reddito a partire dai 7.000, 8.000, 10.000 euro all'anno, talvolta anche di più. Mi è capitato varie volte di avere sotto mano degli immobili che erano già stati adibiti a locazioni brevi e che i proprietari volevano liquidare e che comunque sia fatturavano 10.000 euro o anche oltre, quindi comunque sia stiamo parlando di un secondo lavoro, oppure se abbiamo la possibilità di fare un investimento con due di questi immobili potrebbe diventare anche il lavoro principale.
C'è da dire che la maggior parte di questi immobili ovviamente sono immobili ante 1967, ma sono immobili che spesso hanno 50 anni, 100 anni, 200 anni o magari di più. Sono immobili che quasi mai sono nati così, cioè come monolocali, ma sono immobili che vengono da frazionamenti di immobili più grandi, oppure se si trovano al piano terra anche cambi di destinazione d'uso da artigianale commerciale a civile abitazione. Dobbiamo vedere quindi soprattutto un paio di cose. Innanzitutto la storia dell'immobile, quindi dobbiamo procurarci ovviamente una planimetria catastale aggiornata, andare a vedere la storia dell'immobile, quindi se ci sono progetti, se ci sono stati cambi di destinazione d'uso, se ci sono stati dei frazionamenti, vedere che quello che risulta negli archivi dell'edilizia privata in comune è corrispondente allo stato di fatto. Capita infatti varie volte che per questi immobili la documentazione non sia proprio perfetta, anche perché normalmente la storia dell'immobile è molto lunga e quindi nei passaggi di proprietà a volte, trattandosi di documentazione vecchia, spesso la situazione di fatto è molto differente dalla situazione attuale. Dobbiamo anche stare attenti se vogliamo ad esempio ottenere l'agibilità, che l'immobile oltre alla dimensione e alle altezze rispetti il requisito dell'aeroilluminazione, quindi che ci sia almeno un ottavo di superficie finestrata rispetto alla superficie calpestabile dell'immobile. Questi immobili spesso presentano dei difetti oggettivi, dato che sono di vecchia fattura e spesso si trovano ai piani terra se sono frutto di cambio di destinazione d'uso. A quel punto presentano appunto dei difetti come sottoilluminazione, una cattiva distribuzione degli ambienti, una scarsa esposizione oppure un accesso direttamente dalla strada, umidità di risalita, e quindi bisogna capire che cosa dobbiamo farne dell'immobile per capire anche se quello è un investimento corretto oppure sbagliato, perché se noi andiamo a utilizzare l'immobile come abitazione principale oppure passiamo nell'immobile tanta parte della nostra giornata, allora a quel punto un immobile con difetti come umidità di risalita o scarsa illuminazione possono essere, diciamo, dei problemi molto pesanti. Mentre se noi dobbiamo utilizzarlo per locazioni di breve periodo con una manutenzione ordinaria abbastanza frequente, allora noi possiamo rendere quell'immobile un vero e proprio gioiellino e a quel punto ricavare dall'investimento un buon ritorno economico. Partire dal conoscere quali sono le nostre esigenze è l'elemento principale per non prendere una fregatura e quindi per comprare bene. Ripeto, i prezzi vanno dai 70 ai 100.000 euro, possono superarli in rari casi quando le finiture sono veramente eccezionali o quando si tratta di immobili piazzati nelle direttrici principali del centro storico, quindi nelle vie principali o nelle piazze. Quindi se parliamo di Stampace parliamo di Piazza Iene, parliamo del Corso Vittorio Emanuele, del Largo Carlo Felice, oppure di Via Roma, oppure quando stiamo parlando insomma della Marina, appunto Via Roma o Via Garibaldi, Via Manno, o quando andiamo a parlare di Villanova possiamo vedere le piazze, quindi Piazza San Giacomo, Piazza San Domenico, ma la stessa Via Giardini, via San Giovanni. Insomma, stiamo parlando di zone centrali, zone che il turista apprezza e quindi è disposto a pagare in maniera più alta. Normalmente sono immobili che lavorano a pieno regime da maggio a ottobre, mentre d'inverno lavorano un po' più in sordina a prezzi molto più contenuti, tranne il periodo di Natale dove normalmente sono sempre pieni. È capitato di trovare degli immobili, dei monolocali in affitto anche a 80 euro, ma anche di più a seconda della finitura, del panorama, dell'esposizione, se sono fronte al mare.
o se sono centralissimi, ma normalmente il prezzo al quale vengono affittati al giorno va dai 60 ai 70-80 euro, ok? Mentre d'inverno a partire dai 30-40 euro. Ehm, Altro mi sembra che non ci sia da dire. Mm, C'è da dire semplicemente che bisogna avere occhio nel comprare, e soprattutto a livello di documentazione, quando si parla di immobili nel centro storico. Se avete bisogno di me, mi potete contattare al mio numero di cellulare che è presente nella pagina Facebook, potete mandarmi un messaggio. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, io vi saluto e ci vediamo alla prossima per parlare di altri investimenti immobiliari. Ciao ragazzi!